Campo San Frantin è gremito di persone, non si tratta solamente di abbonati alla Fenice, sono anche i musicisti di numerose fondazioni di teatri lirici d'Italia, c'è la Scala di Milano, c'è il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale di Bologna, l'Arena di Verona, il Teatro Verdi di Trieste, insieme a numerose altre realtà del mondo musicale, per esempio il Benedetto Marcello che è il Conservatorio di Venezia. È un ennesimo capitolo, forse quello più forte che abbiamo visto fino ad ora, della protesta che è stata messa in atto dai musicisti della Fenice sulla nomina di Beatrice Venezzi a direttrice musicale del Gran Teatro La Fenice. Una contestazione, e lo chiedo qui ai rappresentanti sindacali, che non ha niente a che vedere con la persona, ma con quello che è il suo curriculum. Partiamo da lei, Atalmi. Ma io credo che con la Bianchi, che ha fatto una nomina senza passare per il gradimento dell'orchestra, per un percorso di avvicinamento, ha creato un pasticcio e quindi adesso dovrebbe risolverlo. Secondo me ritirando la nomina perché non è più nelle condizioni nemmeno di poter svolgere il suo ruolo. Noi siamo disposti, eravamo disposti, siamo disposti a trovare una soluzione con un percorso di avvicinamento che però deve prevedere poi a conclusione un momento di confronto e di giudizio nei confronti della signora, perché non può essere una nomina così importante calata dall'alto se poi alla fine effettivamente questa persona non dovesse funzionare. Invece la versione della nostra direzione è: la provate ma comunque ve la tenete. Alberto Cancian, oggi l'hanno ribadito diversi dei rappresentanti delle fondazioni di altri teatri lirici italiani, quello che sta succedendo alla Fenice potrebbe succedere anche altrove, potrebbe succedere anche a noi, però le vostre controparti dicono che la state buttando in politica, in realtà non state parlando di musica. Assolutamente no, qui si parla di musica, qui si parla del futuro della cultura in Italia. Quello che si sta creando a Venezia oggi è appunto un precedente pericoloso, quindi la paura c'è e per tutti i teatri, perché i metodi di nomina di un direttore d'orchestra, i nostri amici, i nostri colleghi, i nostri musicisti, grandiosi oltretutto, ce l'hanno detto com'è, quindi non funziona così. Insomma, i teatri sono le eccellenze italiane, noi vogliamo che restino così per sempre. Grazie, l'avete capito, quello che si contesta qui è il fatto che la nomina di Beatrice Venezzi non sia una nomina per curriculum ma per la sua vicinanza al governo attualmente in carica.